Cumuli di vergogna, ammassi di inciviltà, puzza di illegalità. Gli sporcaccioni hanno tante sedi, alcune sono istituzionali. Ad Agrigento dall'avvio della differenziata sono stati ripresi e multati tanti cittadini privati, alcuni autoctoni, altri in trasferta, a gettare la propria immondizia agli angoli delle strade. Oggi fa scalpore vedere che non sono solo i singoli, ma anche le grandi realtà a essere un po' troppo sporcaccione. Puzza tanto il caso dell'ospedale di Agrigento. Pagine intere di satira, perché certe volte si deve pur ridere per non piangere. I cumuli di rifiuti al San Giovanni di Dio hanno fatto indignare non solo la città di Agrigento, ma come recita un proverbio, il pesce puzza dalla testa. E ben si attaglia questo proverbio con queste immagini. Siamo all'interno della cittadella sanitaria della città di Agrigento. Meglio chiamarla città di Agrigento e non città dei templi, se no storce troppo. Guardate, siamo nella sede della Direzione Generale dell'ASP, azienda sanitaria provinciale. Anche qui una montagna di rifiuti. E chissà che questa volta gli sporcaccioni, come già avvenuto in passato, abbiano fatto un bel sorriso alla telecamera. E dalla sede centrale torniamo alla discarica figlia, quella dell'ospedale. Lì ieri mattina è partita la bonifica con la raccolta di carta e cartone che proseguirà nei prossimi giorni con la raccolta di altro materiale. Ma non sarà un'operazione breve.